Oggi abbiamo commemorato i 30 anni della morte di Alexander Langer, ma il suo messaggio è sempre più attuale. È un messaggio fortemente legato alla conversione ecologica, una parola chiave, determinante, che può anche tracciare una linea come può essere la nostra azione politica, più lento, più profondo, più soave, più gentile. Ecco, questo è il nostro impegno per tramutare un'utopia in concretezza e fare in modo che la nostra azione sia concreta ma che parta da concetti legati alla sostenibilità, all'eco-pax, cioè alla pace legata all'ecologia, e anche questo è un tema fortemente attuale. Sembra che Alexander Langer, il messaggio di 30 anni fa, sia detto oggi, e sempre di più noi come Europa Verde ci impegneremo per fare in modo che il suo messaggio venga tramutato nella pratica e nella nostra azione politica. Ringraziamo Marco Boato e Gianfranco Bettin perché oggi sono venuti a testimoniare, a portare il loro ricordo, la loro collaborazione diretta con Alexander Langer, e per noi è un regalo prezioso, ma anche per il Consiglio regionale averli ospiti qua a Palazzo Ferrofini proprio per parlare di un grande pensatore, di un grande politico che negli anni 90 appunto è scomparso. Pensiero molto ricco e molto complesso, ma se vogliamo sintetizzarlo in poche parole, la convivenza interetnica che lui ha portato avanti tutta la vita, da quando era ragazzo fino alla fine, la conversione ecologica che lui ha portato avanti negli anni dell'ecologismo politico, che poi è stata ripresa anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, il rapporto fra l'ecologia e la pace, in sintesi Ecopax, e il federalismo europeo, l'impegno per gli Stati Uniti d'Europa. Queste non sono le uniche, ma sono le 4 dimensioni principali del pensiero di Alexander Langer. È una eredità importantissima, lui ci aveva visto bene ancora 30 anni, 40 anni fa. L'ecologia è un tema trasversale, è un tema che riguarda tutti gli aspetti del vivere quotidiano, il lavoro, l'ambiente, la società e anche le guerre, e quindi la pace. E lui aveva già proposto 40 anni fa il Corpo Civile Europeo di Pace, un'organizzazione importante. L'Unione Europea non ha saputo cogliere questa importante proposta, che sarebbe tornata sicuramente molto importante avere i caschi bianchi oggi in azione dove abbiamo tutti questi conflitti. Noi naturalmente cerchiamo di cogliere questa sua eredità, questi suoi messaggi, questi suoi valori importantissimi, perché sono di estrema attualità, quindi cerchiamo ogni giorno, anche con un impegno concreto, cioè l'utopia concreta, di trasformare queste idee, questi valori in leggi, in norme, in operatività, in modo da avere una società che progredisce, che migliora, che rispetta di più l'ambiente e che vive naturalmente più in pace e serenità. Molto proattivo, come si dice, molto capace di promuovere i cambiamenti e certo molto rispettoso dei tempi delle persone, ma non adeguato, diciamo così, a chi vuole frenare il cambiamento, e per lui il cambiamento era nella direzione del risparmio di suolo, della rigenerazione degli ambienti, nella difesa della biosfera, nel recupero di un rapporto virtuoso tra lavoro e ambiente, tra economia ed ecologia, e naturalmente su uno scenario di pace, di costruzione della convivenza fra tutte le diversità che oggi entrano spesso in conflitto, no? Tra stati, tra comunità, a volte tra singoli. Era una persona di questo tipo, certo puntava molto sul cambiamento interiore delle persone, ma non esitava, anzi era sistematicamente impegnato a promuovere il cambiamento dentro le cose.